L'idoneità al prelievo degli organi viene fatto dal medico della rianimazione quando uno muore in terapia intensiva e lo si considera come potenziale donatore. Quindi l'età non è assolutamente un limite ad essere donatori. Sì, lo so perfettamente, però voglio dirle che l'età non può essere considerata un limite assolutamente, ma lo studio che noi facciamo sulle persone che purtroppo muoiono in terapia intensiva e che si sono espresse favorevolmente alla donazione degli organi garantiscono il prelievo di organi con una buona funzionalità, perché stiamo andando a salvare la vita ad altre persone, per cui il trapianto deve essere fatto con organi idonei, con organi buoni, perché possano garantire la vita a chi viene a chi viene trapiantato. Siamo qua appunto per informare appunto il cittadino, perché molti ritengono che non sono idonei. Ci sono diverse patologie che non escludono l'idoneità al prelievo, per cui il cittadino deve essere informato, perché vi viene chiesto nel momento del rilascio, del rinnovo della carta d'identità di esprimervi. E molto spesso il cittadino si trova di fronte ad una domanda alla quale non sa dare una risposta adeguata, per cui è giusto che vi informiate, che sappiate che cosa vi viene chiesto per poter dare un consenso o un'opposizione però fatta in maniera consapevole.